Siamo pronti per dar vita alla finalina, al terzo quarto posto del torneo di Bar Memorial Reversi. Cominciamo con Villa Aranci, l'ordine è sparso, con il numero 5 Elena Chemolli. Marco, facciamo la presentazione in campo, Marco, 2 secondi. Con il numero 5 Elena Chemolli. Non c'è, è mandata. Con il numero 1 Emma Prati. Con il numero 2 Alessandro Popoli, possiamo anche applaudire. Con il numero 4 Edison Roxa. Con il numero 3 Paolo Betta. Con il numero 8 Amadou Bouye. Con il numero 11 Andrea Macci. Con il numero 33 Edoardo Bresciani. Con il numero 6 Matteo Angeli. Con il numero 77 Mattia Tettoni. Con il numero 22 Samuele Vicari e con il numero 9 Daniele Municchi. L'allenatore Marco Ferrari. È avanzato uno perché doveva avanzare, sì. Ti presentiamo. Enrico Guerberg. Allora, per il Bavaria Bologna, con il numero 2 Tamara Pisarini, con il numero 66 Andrea Madella, con il numero 6 Alessandro Madella, con il numero 10 Pietro Boschetti, con il numero 33 Francesco Carollo, con il numero 22 Diego Zanella, con il numero 11 Marco Penta, con il numero 7 Francesco Perrucci, con il numero 88 Mattia Patrick, con il 9 Davide Sampo, con il numero 4 Ever Moreno. Siamo tutti? No. Davide Sampo c'è, l'allenatore Amedeo Manella. L'otto nero che fa il massaggiatore. Bene, siamo pronti per il salto 2. Grazie. Arbitrano l'incontro Riccardo Sausa e Mauro Spiglielli. Chiaramente anticipiamo già il premio per la Miss, vince Bavaria Bologna per i pantaloncini. Mi sembra evidente. Miss 11 combattono. E subito canestro, si tratta di Zanella, 2 punti per lui.
Il fischio di infrazione la rimessa per Villaranci. C'è il fallo. Si tratta del primo fallo, 2 tiri liberi per Munichi. Buon primo. Buono il secondo. Fare 3 punti per Padella. Continua a giocare, ricordiamo che il cronometro non si ferma. Modric 2-2. Un po' lunga, un pochino. Prende la misura Villaranci per il prossimo passaggio. Niente da fare. Sono 8 punti per il Guardari Corona, 2 per Villaranci. 7 da giocare del primo quarto. E buon canestro per Munichi, accorcia 4 Villaranci. Il balza canestro per Ficcari. Campi sono al volo. Guarda, sai 3, Munichi. C'è il fallo sul tiro da 3. Allora, 3 tiri liberi per Manelli.
Con il primo. Due su tre. Ancora tre. Adela. Ancora 2 punti per Uniti. Adela sotto 2 punti, time out, chiesto da Vivaracci. 15 punti per il Bavaria Bologna, 14 Vivaracci. Abbiamo l'intervento della nostra Valletta, un applauso per la Valletta Claudio, con il caldo sembra che si sia abbassato il canestro, è l'unica cosa che si ritira. Abbiamo rotto il ferro, non ci credo. Frattarelli che geometra, quindi esperto. Pare che si possano annullare tutte le gare
nemmeno un secondo. In attacco il canestro di Guerrieri. In questo caso il cronometro viene arrestato. Si riprende dal 2.47 del primo quarto con Villaranci che ha superato di un punto il Palari a Bologna. Niente da fare. C'è il fischio, saranno 2 tiri liberi. La lunetta Guerrieri. Buono primo, più 2, buono il secondo, sono più 3, Villaranci 1,50 da giocare. Sul fischio il fallo. Sono 6 giocatori in maglia gialla. C'è il tecnico alla panchina e quindi si tira per Villaranci. C'è il fallo. Tira ancora Villaranci con Guerrieri. Viene
riconosce il gruppo di lavoro a Corcia, stoppata di Zanello. Il canestro in cabina dei Molecchi. Scontro tra titani, sta per terminare il primo quarto, canestro non valido, 17 Bavaria, Bologna, 20 Villaranci. Entrano le ragazze. Si riparte dal 17 Bavaria, Bologna, 20 Villaranci. In entrata Molecchi. C'è un fallo in attacco. La rimessa alla Bavaria Bologna. Infrazione di campo. Con fallo rischiato da Mario Bologna. In entrata di Toni, tutti noi.
pallone che esce. La rimessa Vitanacci. Canestro per Vitanacci. C'è un fischio. C'è un fallo. C'è un fischio. Esaurito il bonus Vitanacci. Infrazione dei passi. C'è un fischio per l'infrazione di Vitanacci, la rimessa Bavaria Bologna. C'è un fallo, si tirerà 2 libri. Buon secondo. Rimessa a pagare Bologna. Vitanacci rivede del Bologna, 4:13 da giocare nel secondo quarto. Sono 2 punti per Zanella. Sei punti di vantaggio per Vitanacci. Per Zanella recupera la palla per il Bavaria Bologna.
Canestro di Marco Betta. C'è il fallo. Ci sono 2 tiri liberi per Oxford. Si tira. Buono il primo per Andrea Madella. Buono il secondo. Canestro per il numero 4 Oxford. C'è il fallo. Secondo personale, 2 tiri liberi. Il primo. Buono secondo. Questo non valido. Fare l'attacco. La rimessa per Bavaria Bologna. 25 secondi al termine del secondo quarto, più 3 Bavaria Bologna su Villaranci.
Corriere di Brevere si riparte dal 33, Bavare Bologna 30, Villaranci. C'è il numero 13, Sonia. Riprendiamo con la rimessa a metà campo, maglia gialla, promozione della breccia per il possesso. Con l'assist di Moreno. La schiacciata di Montrico. Nove minuti del terzo quarto da giocare. Non è uscito, rimessa Bavaria. Vai, Diego, vai Diego! E sono più 10 per Bavare Bologna, 40-30 Villaranci, 7-20 da giocare del terzo quarto. Due tiri liberi. Buon primo.
e solamente uniti. Come colpito con il piede, la rimessa. Bavaria Bologna, 5 minuti e 50 da giocare. Si lotta sul canestro, ma c'è un fallo, quindi la rimessa Villaranci. Un canestro di Guerra. Il canestro di fallo dei Moretti che subisce anche il fallo e ci sarà un tiro aggiuntivo per lui. Ancora tutti per Diego Zanella. Faremo ancora due time out che chiesto da coach Ferrari. Villaranci 37, 48, Bavaria Bologna. Per 56 del terzo quarto.
da Villaracci sul tentativo di passaggio di Moreno. 3 minuti al termine del terzo quarto. Subisce anche il fallo, quindi ci sarà un tiro aggiuntivo per Francesco Perrucci. Resta penetrata per Murichi, che subisce anche il fallo. Ci sarà un tiro aggiuntivo ancora per lui, Villaracci. Niente da fare, Istanbul Ponce questa volta per Papadi ed ora in entrata il canestro di Gueye che accorcia 52, accorcia 41 Villaracci. Un minuto e mezzo da giocare nel terzo quarto. E sarà Patri che la sotto per lui. Da sotto Monetti. Cinquanta secondi. Cronometro 40, cronometro che non si ferma. Un passo in più ci voleva peraltro, tempo che prosegue. Per così anche il terzo quarto, 54 domani a Ponora, 43 Villaracci.
Si decide con questi ultimi 10 minuti il terzo posto tra Bavare Bologna e Villaranci. 9 punti tra le due squadre, diventati 6, ma 3 punti fatti da Resto di Murichi. C'è il fischio, quindi la rimessa a Villaranci. Sono due tiri liberi per Murichi. Buon il primo. Buono il secondo. 6 punti tra Villaranci e Bavare Bologna. Sono due per Murichi. E sono 2 punti per Alessandro Padella.
di Edoardo Bresciani. Fallo rischiato a Enrique. C'è il fallo sul tiro, quindi 2 tiri liberi per Gueye. L'assist era dei Tetoni. Viene il primo. Il secondo. C'è il time out chiamato da Palermo d'ora, 58 punti, 53 Vimaranci, 4 e 5 per i giocatori, quarto. C'è un fallo. Tempo che non si ferma. Esaurito il tempo, si ferma da Padona. Azione di 3 secondi. Patrick.
5 Villaranci sul Bavaria Bologna. C'è fisico, si tira grazie alla bonus. Villaranci che può accorciare, 3 minuti e 11 da giocare dopo 2 tiri liberi di Municchi. Buona seconda. C'è il attacco di Municchi. C'è il time out che sono Villaranci 57 punti, Bavaria Bologna 60. Sempre da giocare di colori per gli ultimi 2 minuti fermato in modo regolare. Hanno messo fuori. 2 minuti a partire da adesso.
Enzo De Costa. Questo vantaggio della Lanci 61-60, Bavaria Bologna si accende il finale. Ritorno avanti di 2, Bavaria Bologna. 40 secondi. Il fischio esaurito il bonus anche per Villaranci, 18 secondi, c'è il fischio, fallo commesso da Villaranci, 2 tiri liberi per Andrea Madella. Sono più 3. Da Villaranci 65, Bavaria 61, Villaranci. Cercando di giocare 16 secondi e 8, 61, Villaranci 65, Bavaria Bologna. Si ferma il cronometro con il fallo, ci saranno 2 tiri liberi, possibilità di allungare per Bavaria Bologna. Voto primo per Andrea Madella. Buona